Artisti in mostra in piazza Matteotti a Udine. Sabato 14 giugno davanti alla chiesa di San Giacomo si terrà la quinta edizione di Art Park, il festival ideato dal consigliere Mansi per supportare il progetto volto a smantellare il binario ferroviario che divide la città in due. Stiamo lavorando, questo lo sapete ma è giusto anche ridirlo, stiamo lavorando con la Regione Friuli Venezia Giulia in un tavolo apposito con RFI per far sì che quello che è un'idea che è nata qualche anno fa grazie al Comitato Mansi, grazie a Matteo, a tutte le persone che hanno perseguito questo sogno, oggi lo stiamo mettendo finalmente in cantiere. Eliminando i 5 passaggi a livello esistenti e il binario facilmente bypassabile si potrebbe creare un megaparco urbano, un polmone verde lungo 5 km e largo 30 metri che potrebbe essere utilizzato anche dagli artisti per esporre le proprie opere. Noi portiamo in piazza San Giacomo 100 artisti, 400 opere per denunciare ancora una volta che se avessimo il parco urbano noi avremo un quartiere, il quartiere di via Cividale, via del Bon, via Butrio a disposizione per l'arte, la cultura, il benessere. È proprio questo l'intento dell'esposizione temporanea che metterà in mostra sculture e dipinti realizzati da artisti locali. E non debbano essere ridotte le opere, non debbano essere sottovalutate le opere di questi creativi che hanno un profondo mondo interiore e anche una conoscenza storico-artistica di un certo livello.